Claudio Biondi, presidente del Consorzio di tutela del Lambrusco, un ente che recentemente raggruppa sia la produzione reggiana che quella modenese. Un Lambrusco che quest'anno sta dando soddisfazioni, Presidente? Ma innanzitutto ci troviamo con una vendemmia che è riallineata a quella che è la normalità. Rispetto alle ultime 2 annualità in cui avevamo forti anticipi di maturazione, siamo in linea con i canoni di maturazione del Lambrusco. Qua siamo a Castelvetro, quindi siamo in territorio Lambrusco Graspa Rossa. La prima particolarità è che ci troviamo di fronte a una produzione buona, in quanto c'è stata una primavera piovosa e anche un'estate con qualche pioggia. Quindi, a differenza della scorsa annualità in cui avevamo il prodotto Graspa Rossa di collina con delle rese molto basse, quest'anno siamo su una resa che rientra tranquillamente nei canoni della DOC di questa denominazione. L'annata si presenta con delle problematiche, nel senso che abbiamo una produzione media che dai primi dati, abbiamo iniziato con i Lambruschi Salamino nella pianura, adesso in contemporanea con la collina, adesso anche il Graspa Rossa, la vendemmia si sta spostando verso la media pianura. Dicevo, stimiamo mediamente un calo produttivo attorno al 10% per i Lambruschi, con delle particolarità. Ad esempio, abbiamo delle aziende che tranquillamente raggiungono i volumi dell'anno scorso, aziende invece dove, a causa di avventi climatici in contrapposizione con quella che è la natura, penso ad esempio al fattore delle grandinate, calano complessivamente di questi dati. C'è una particolarità: i grappoli quest'anno hanno dimensioni mediamente più piccole con lo stesso numero di acini. Questo dubitiamo che derivi principalmente dal tipo di primavera che c'è stata, in cui abbiamo avuto delle gelate attorno al 5-6 aprile che di fatto non hanno compromesso l'attività vegetativa, ma hanno fatto sì che i grappoli mediamente, seppur uguali nel numero, siano mediamente di dimensioni più piccoli e con chicchi mediamente più piccoli. Ecco, una situazione che è speculare un po' a quella che è il territorio reggiano, alta area importante e produttiva di Lambruschi. Complessivamente stiamo parlando di quanti ettari investiti a questo rosso? Noi abbiamo una produzione nel comprensorio unico che è diventato a seguito della fusione dei consorzi che abbiamo fatto nel 21 tra Modena e Reggio, di circa 10.000 ettari di superficie suddivisi tra due province. Ovviamente i prodotti sono diversi, principalmente la provincia di Modena, come Lambruschi ha Graspa Rossa, dove ci troviamo oggi, che è un prodotto prettamente collinare o pedecollinare. Se ci spostiamo nella pianura abbiamo il Lambrusco Salamino e mano a mano che ci spostiamo vicino alle valli del Secchia troviamo il Lambrusco di Sorbara. Nel territorio reggiano c'è la DOC reggiana che raggruppa una serie di varietà, tra cui il Salamino e il Lambrusco Maestri e il Lambrusco Terre di Matilde Canossa, no? Canossa e Scandiano per l'esattezza. Quindi sono prodotti diversi che si integrano maggiormente, ma sono tutte quante DOP assolutamente importanti e che hanno fatto sì per il Lambrusco di raggiungere una quota importante e fondamentale di export. Vorrei ricordare che il Lambrusco per oltre il 60% viene esportato e questo credo che sia la particolarità che caratterizza questo tipo di vitigno a bacca rossa e ovviamente frizzante, con delle gradazioni alcoliche anche tutto sommato contenute. Ecco, un'offerta diversificata fatta da cantine di proporzioni importanti, ma anche di piccole aziende di dimensioni più contenute, che hanno comunque diversificazioni anche all'interno della bottiglia, ed è questa una delle caratteristiche appunto di questo prodotto, di questo rosso frizzante. Sicuramente un valore aggiunto impagabile. Ci troviamo di fronte a cantine sociali o grossi produttori privati che hanno aperto il mercato del Lambrusco, penso negli Stati Uniti, nel Centro America, già negli anni 70. Collegate a queste, sono nate delle piccole cantine di piccoli produttori che comunque producono delle eccellenze uniche. Penso ad esempio ai rifermentati in bottiglia, piuttosto che ai metodi classici che sempre di più, ottengono dei premi importanti dal gambero rosso dalla critica. Lo sforzo sta nel sapere coniugare, credo, il cibo di Modena, Reggio, ma in generale dell'Emilia, con quella che è, le eccellenze.
Noi negli ultimi anni, lo faremo anche nel 24, abbiamo lanciato un format che sono delle serate di degustazione di abbinamenti alla cucina. Lo stiamo facendo non solo abbinati alla cucina locale, ma penso alle cucine etniche, penso alle cucine del sud. Nei prossimi giorni andremo a Matera, andremo a Polignano Mare, con una caratteristica: produttore presente al tavolo con giornalisti. Noi dobbiamo lanciare questo tipo di messaggio non più solo su Modena e Reggio Emilia come si è fatto in passato, ma portare il verbo del Lambrusco su dei consumatori, prima di tutto nazionali, e delle aree dove è ancora poco conosciuto. Penso ad esempio al sud Italia, alle isole, dove invece sta riscoprendo grazie alla sua versatilità. Pensate a un abbinamento che ci può essere con un grappa rosso di Castelvetro, magari amabile con un dolce, piuttosto che un sorbara. A me capita spesso quando ci sono delle Che si abbina verticali bene anche col pesce. col pesce, tra l'altro, oppure con dei metodi classici che hanno acidità fantastica, per cui sempre di più noi amiamo stupire il consumatore. Non parliamo di Lambrusco, ma parliamo di Lambrusco, perché sono prodotti che si integrano completamente diversi e che ogni volta, diciamo, è una scoperta nuova per il consumatore. Finisco su una considerazione sull'evento che abbiamo appena terminato il 21 giugno, che è stato il World Lambrusco Day sulla Torre Eiffel. Stiamo ospitando nelle prossime settimane i giornalisti, ma sono giornalisti che scrivono su testate internazionali, e oltre ad aver avuto questo evento clou, no? Una serata, una giornata con le master, con le degustazioni, li portiamo sui territori a vedere quello che voi vedete dietro di me, quindi la terra, la collina, il lavoro dell'uomo e i vigneti che vedete con quanta cura sono condotti. E per questo appunto adesso incontriamo chi ci ospita in questo momento, che ascoltiamo anche da lui come è andata l'annata e soprattutto quali sono le peculiarità della collina. Bene. Moreno Serri dell'azienda agricola e agrituristica Le Casette, un'azienda che è a conduzione biologica, quindi un territorio collinare con ovviamente Lambrusco in questo caso, una piccola descrizione aziendale, quanti ettari di superficie vitata? 9 ettari e diciamo un 80% di Lambrusco grappa rossa di Castelvetro, Biologico. biologico. È stata un'annata particolare quest'anno, quindi ha messo dura prova anche voi produttori. Sì, in primavera è stata molto piovosa e quindi siamo dovuti intervenire di frequente in campo per proteggere l'uva. Sono zone queste che normalmente non sono irrigue, quindi insomma prendete quello che vi dà il cielo. Sì, sì, esattamente. Ma quante bottiglie voi imbottigliate, diciamo, nella vostra azienda, visto che comunque voi trasformate tutto il vostro prodotto? Sì, generalmente 40.000 bottiglie. 40.000 bottiglie che poi vengono distribuite un po', insomma, sul territorio, ma anche nel vostro agriturismo. Sì, abbiamo un buon consumo all'interno dell'agriturismo, una vendita di clienti locali e un po' di estero sugli Stati Uniti e Nord Europa. Insomma, la vostra percezione qual è? Questo prodotto frizzante, rosso frizzante, la tendenza è in crescita rispetto, insomma, a quelli che sono i vostri, diciamo, punti di riferimento in termini di collocazione del prodotto? Sì, direi che la richiesta è sempre maggiore, bisogna cercare di avere una proposta valida e, diciamo così, aggiornata ai tempi. Quali sono gli accorgimenti che voi adottate per avere un prodotto che, diciamo, deve avere le caratteristiche, insomma, che piacciono al consumatore? Cioè avete la percezione anche diretta, no, del vostro diciamo avventore che viene in agriturismo, vedete insomma anche dall'espressione se è più gradito un prodotto piuttosto che un altro. Cerchiamo di mantenere la tradizione il più possibile, nel senso di rispettare un po' le regole che ci ha trasmesso il nonno. Quindi voi fate un metodo ancestrale, dico bene, oppure avete un metodo Charmat? Una parte di metodo ancestrale e una parte di Charmat. E diciamo che l'unico accorgimento è cercare di lavorare bene in campagna, perché il nonno ha sempre detto che il vino si fa in campagna. Quindi se l'uva entra in cantina bella e buona con i valori giusti, dopo a vinificare
è facile. Ed è fondamentale, anche perché la vostra è un'azienda che insomma è consolidata sul territorio da anni, quindi è già la quarta generazione. Sì. Bene, grazie Moreno, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità.